stamattina qua se c'hai man e spassetton. Vanti in brio, se dopo a camera mi fa mai brassi, sacrano, ma so il plebeo che ho finito. Los Masadores nascono qui, in questo posto, che è un ex porcile, e tuttora ne mantiene insomma le sembianze gli odori nel 2008 per di fatto partecipare al matrimonio di un amico comune per suonare a questa festa, e suona per circa un anno e mezzo, cioè si va avanti per circa un anno e mezzo con un nome diverso che era Premiato Forneria Bosa, e per poi suonare nel 2008, nasce nel 2007, nel 2008 come Los Masadores, e per circa un anno abbiamo suonato a qualche festa, matrimoni eccetera, finché il 6 giugno del bellissimi tempi, sì, no? Sì. 6 giugno 2009 avviene la tromba d'aria di Vallà. E là è un momento, per dirla un po' all'anglosassone, un turning point, un momento chiave, nel senso che un mese dopo alla tromba d'aria organizziamo in centro al paese un evento per raccogliere fondi, suoniamo noi come gruppo principale, insomma, perché eravamo molto belli, e ci viene chiesto di fare la canzone Domani, quella scritta per l'Abruzzo, per raccogliere fondi per l'Abruzzo, in versione veneta, e là nasce Ioani, che suoniamo per la prima volta durante quel concerto. Passa i fossi di tutti, il sole batte sui sassi, se tutto pien de ruinassi. Cosa farò, Ioani? Cosa farò? Ero sull'orto per arare i succati, tu ne dai a 3 botti. Nel giro di qualche giorno la registriamo, facciamo il video, la pubblichiamo su YouTube, e da là siamo diventati la risposta italiana ai Beatles, e la risposta è no. Quale messaggio vogliamo dare con le nostre canzoni, Matteo? No, secondo me no. Messaggio che vogliamo dare? Il messaggio è no. Noi abbiamo la cosa un po' particolare, insomma, che tanti di noi scrivono, quindi ci sono tante influenze diverse con tanti stili diversi. Sempre fatto tamponi, no Covid. Tutto a posto, però ecco, quindi abbiamo 5-6 autori che portano le proprie influenze. Fatto che quando si scrive una canzone per un gruppo, tra virgolette, uno porta il proprio punto di vista, cerchiamo sempre di essere abbastanza, come si dice, dimmi a parole. Non so cosa stai dicendo. Equilibrati, simpatici. Esatto, super partes, perché ovviamente ognuno in quel momento parla per se stesso. Certo. Quello che vogliamo dare è comunque l'idea di un gruppo che si diverte in primis e che è leggero senza essere superficiale. Io andai in cimitero a portargli i fiori al me poromo, e me fermo da Mesia Lucia a dir che n'Ave Maria. Te che fatto ben, era un tocco che ti aspettavo. Sì, ero proprio promosa de vederte, dai vien dentro che se beve monte, con una fettina del limon, a seppina 1:45. E ora che facciamo diciamo che dopo nasciamo da gruppi di amici, dopo 15 anni di questa esperienza, insomma, siamo ancora qua. È il momento di sfogo, il momento delle prove, ogni tanto ci mandiamo reciprocamente a fa un brodo, ma come succede con tutti gli amici, ma sì. Penso che la nostra fortuna è che dal vivo è che quando la gente viene a vederci tendenzialmente vede che noi ci divertiamo, perché quando sento un Andrea Bosa che dice la sua cretinata, o sto cretino qua vestito da Bauco, o insomma è ancora no, però non te che correre di Bauco. Non pensaria, ma Dimitri sì, secondo me è ancora molto divertente, e stiamo bene insieme, insomma. Cosa saranno i Los Masadores fra 15 anni? Beh, Dimitri non ci sarà più perché è già oltre 50 anni è vero. E non ha gusto. Allora, se dobbiamo fare un'analisi della nostra storia, quando siamo partiti
ci stiamo ancora divertendo, è ancora una cosa molto goliardica anche per certi aspetti, cioè ci teniamo proprio a mantenere questa leggerezza, però pensavamo di durare 3 concerti, 5 concerti, 10 e sono 15 anni. Fra 15 anni dove saremo, cosa faremo, non lo so. Se il mood rimane questo, secondo me saremo ancora qua. Sì. Con Dimitri quasi 70 anni. Ma felici, perché la felicità nella vita è tutto. Infatti una domanda che secondo me andrebbe cambiata quando ci si incontra tra persone è: come stai? No! Come stai? Sei felice. Sei felice. Come ti senti? Perché la felicità secondo me non è un obiettivo, ma è un filtro con cui si guarda la vita. Esatto. Pide così cosa vuoi che vi dica? Sì. E come diceva il fotografo, devi porti degli obiettivi. Sì. Macro e grandangolari. Scusa. E non te che se Dio mangiarmi. Qual è la canzone che vi rappresenta di più? No. La prossima.